Un solenne corteo, un assordante silenzio, una processione nel solco della fede, quella di ieri sera. L'urna con Gesù morto e la Madonna addolorata che hanno attraversato le viuzze e i vicoli del centro storico di Agrigento, tra due ali di gente presente al suggestivo momento religioso. Un rito culminato con l'omelia sul sagrato della chiesa di San Domenico dell'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro. Un messaggio forte che come tradizione vuole scuotere le coscienze sui modi di governare ed amministrare e far girare l'economia. Le promesse disattese della politica che nuotano nei cavilli della burocrazia agli interessi del malaffare di stampo mafioso. Com'è diverso il tuo sguardo da tanti altri falsi che spesso si poggiano su questa nostra terra, la provincia di Agrigento, fingendo di guardarla con interesse, ma in effetti illudono perché sono pieni di interesse loro. Quante promesse abbiamo ascoltato di sviluppo umano, di salvaguardia e promozione del territorio, di correttezza e impegno per il bene comune. Promesse che poi puntualmente vengono disattese e si risolvono in tanti, troppi casi nella ricerca del profitto personale o di congreghe e clientele varie, nel malaffare dei mafiosi, negli interlazzi della corruzione, nei cavilli procedurali di una lentissima e paralizzante burocrazia. Fattori che ovviamente si ripercuotono sul territorio. Don Franco ha poi descritto uno dei mali dell'agrigentino, l'emigrazione. Il territorio si spopola. L'emorragia da emigrazione sembra inarrestabile. Gli ultimi dati a mia conoscenza parlano di circa 155.000 emigranti di questa terra. La provincia di Agrigento è la seconda per residenti all'estero. Poi riferimento a due tristi fatti di cronaca che hanno sconvolto la provincia di Agrigento, due nomi, Vincenzo Busciglio di Alessandria della Rocca, Marco Vinti di Canicattì, due giovani di 22 anni uccisi entrambi a coltellati. Si surriscalda il clima di litigiosità e violenza che penosamente si risolve in alcuni casi nell'eliminazione dell'altro. Ed ha concluso l'omelia con un messaggio positivo sul futuro. Lanciamo i nostri cuori in avanti e seguiamoli. È la condizione per costruire un bel futuro. Ad Agrigento, in questa terra agrigentina, di bello c'è tanto e tocca a noi proiettarli in avanti. Sentiamo anche la voce di Maria, la mamma addolorata, che anche lei, da mamma, come il figlio ci ripete: Agrigento, scuotati, alzati, risorgi.